evidenze sono sicuramente positive, insomma la città e la provincia di Treviso comunque gode di un'economia sicuramente florida e comunque sostanzialmente sana, è un'economia che può vedere sì dei fenomeni di distorsione dei flussi economico-finanziari, però è un'economia sostanzialmente sana. Questo non significa che noi si debba abbassare la guardia, anzi noi dobbiamo proprio combattere le parti negative dell'economia, i fenomeni illeciti di carattere economico-finanziario per preservare la parte più pulita e più sana dell'economia. L'azione di vigilanza sulla spesa pubblica, in particolare ovviamente in questo periodo quando si parla di spesa pubblica si parla di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è uno degli obiettivi strategici della Guardia di Finanza. L'approccio però deve essere innovativo rispetto al passato, deve essere un approccio predittivo, proattivo e preventivo, quindi intervenire prima che il danno nell'impiego, nell'utilizzo di questi fondi si sia realizzato e quindi prima che questi fondi non si possano più recuperare, quindi bisogna intercettare e fermare ogni tipologia di illecito prima che riesca ad appropriarsi di questi fondi. È un territorio dove ci sono evasori totali, ma in linea direi con la media nazionale, purtroppo è un fenomeno tipicamente italiano che cerchiamo di contrastare anche avvalendoci delle nuove tecnologie, insomma la fortuna di avere a disposizione tante banche dati che si possono incrociare tra di loro ricavandone degli indicatori di rischio ci consente di individuare e reprimere più facilmente questi fenomeni. Assolutamente sì, tant'è che insomma, adesso si parla tanto di intelligenza artificiale, insomma, noi ci stiamo lanciando anche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per combattere tutti quelli che possono essere gli illeciti nel settore economico finanziario, però io dico sempre che sì, ok l'intelligenza artificiale, ma non bisogna mai dimenticare quella che è alla base, che è l'intelligenza naturale, vale a dire l'intelligenza degli investigatori senza i quali poi alla fine poco si riesce ad ottenere. Beh sì, è normale perché comunque è un ciclo che si chiude, sono 4 anni di comando a Treviso, 4 anni vissuti intensamente, vissuti a stretto contatto con questa realtà, cercando insomma di fare il possibile per il bene di questa provincia e della collettività, quindi ecco, io sono grato sicuramente di questo applauso che è scaturito alla fine e ovviamente lo ricambio con il mio affetto verso questo territorio. Fra un mese, fine luglio, cederò il comando al colonnello Daniele La Gioia che per sua fortuna, per fortuna della Guardia di Finanza e per fortuna di questo territorio è già qui da 2 anni perché è il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria, quindi non è costretto a salire su una macchina in corsa perché conosce benissimo il territorio, conosce benissimo quelli che possono essere i fenomeni da perseguire, quindi avrà assolutamente vita facile nel prendere il comando provinciale di Treviso e quindi nello svolgere il nuovo incarico. Io vado a Roma, vado a svolgere un incarico interforze alla Direzione Centrale Servizi Antidroga, mi vado a occupare insomma, di quello che è il settore che ha contraddistinto più di metà della mia carriera, vale a dire le relazioni internazionali, quindi torno un po' a fare un lavoro di tipo diverso rispetto a quello che ho fatto qui a Treviso, con un respiro più internazionale, però insomma sono entrambe esperienze assolutamente stimolanti e appaganti.